Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica, che barba! Oggi è il 21 di marzo, è passata la festa del papà, qua c'è tutto da fare, la barba, preparare il saponcino che ho messo in acqua di vegetazione non più tardi di un'ora fa, mentre scendevo a prendere i giornali freschi di giornata, come anticipavo all'amico Vincenzo che mi ha già scritto questa mattina, quindi non giornale di ieri ma giornale di oggi, li vedete qua. Abbiamo il Foglio di Giuliano Ferrara, il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, di Antonio Padellaro che dirige l'edizione online. Oggi è il maiale, tanto per dire, il protagonista in questo Semog 820 Black Edition, messo a bagno tardi perché andrebbe messo la sera prima con la setola di maiale, invece io l'ho messo stamattina e quindi bagniamo e facciamo il pre-barba. Come state? Lo sciabordio del gommone che normalmente taglia le acque del mare che sono fredde, la costa è battuta da un vento notevole, non c'è la neve che è arrivata a Foggia nel Gargano ieri sera, ma c'è comunque una situazione di meteo un po' instabile. Basilicata nevica come a Ortisei, sono tutti con i carretti, con le ciaspole, con le slitte, con i caciocavalli appesi ai somari che vanno in giro per l'Appennino dell'Irpinia orientale, quindi un po' più su e un po' più giù. E quindi, cari amici, oggi è sempre lui, il proraso naftalinico, l'armadio chiuso della zia, dove trovate dei broccati, delle lenzuola, dei corredi regalati negli anni 50 per i matrimoni, e quindi trovate anche un proraso verde che nel suo meraviglioso colore intenso di muschi, di tavoli da biliardo, di carambole. Vi ricordate il tessuto verde meraviglioso dei Bardo, della banda della Magliana, si ritrovava nei quartieri di Roma per organizzare le scorribande e guadagnarsi meravigliosi Rolex. Voi sapete che Renatino De Pedis amava i Rolex già all'epoca, quindi insomma non è che è una roba recente, quindi si sparava per avere un Rolex. Oggi forse si spara anche per qualcosa di meno, ma insomma non esageriamo con il nostro pre-barba, ma dobbiamo montare. Quindi, visto che c'è da fare da zero, il saponcino, manco a dirlo, recupero l'etichetta, è il nostro irlandese shaving soap Dr. K al lime, eccolo qua. E mentre il proraso pre-barba ci prepara, scardinata l'anta dell'armadio chiuso, andiamo subito in forza centripeta a montare il saponcino. Sì, oggi mi sono svegliato presto, oggi la famiglia è in trasferta a Milano, insomma, mia moglie e mio figlio, per una questione un po' urgente. Io sono nel mio bagno ancora per poco, perché qua a fine giugno mi alzano con un carro attrezzi come l'ACI, mi buttano fuori insieme ai mobili che non ho, perché ho affitto un appartamento arredato, quindi mi cacceranno insieme alla mia videocamera Canon, non so insieme a cosa. Comunque monta benissimo il Dr. K, quindi se avete delle giornate così ricche di dubbi come il mio futuro in questo palazzo fiorito cecinese, potete allietarvi nel montare con un ottimo maiale che adesso ha preso, rodato una sua dignità, cosa che non aveva appena acquistato, perché non è il tasso che è pronto all'uso, ma insomma, ma quando cominciate a usarlo immaginerete ottime cose anche come sul cavallo. Adesso ringrazio anche Vincenzo che ha segnalato un amico che offre ottimi rasoi vintage, di cui approfitterò a breve, con in omaggio anche un pennello, una proposta che mi è stata fatta, non potrò rifiutarla. Non ho mai considerato i vintage, ma adesso con questa endorsement di Vincenzo, che saluto, e che mi ha già scritto questa mattina in attesa di questo nuovo video, chiedendomi anche suggerimenti librari. Ecco, io gli ho suggerito qualche testo che Vincenzo divora con voluttà, innamorato della democrazia, della storia, della politica. Mi ha chiesto, e gli ho detto sono impreparato perché non lo so, un libro che parli della politica nell'antica Roma e nell'antica Grecia. Ora, nel frattempo, non oggi ma lo troverò, io vi suggerisco, ma lo conoscerete, lo conoscerà, lo conosciamo tutti, Alessandro Barbero, professore all'Università del Piemonte Orientale, credo ad Alessandria insegni, uno storico bravissimo, che ha un canale YouTube ricchissimo, e andate a vedere, ho visto prima un link a un video sulla democrazia ateniese, ma non è un libro, ma è un'intervista che gli viene fatta, ma il suo sito è pieno di
contributi storici meravigliosi, mentre a pochi minuti, perché come sapete il tempo è tiranno, il mio pennello con le dita nel ciuffo sta facendo uscire, sta facendo esplodere nella meravigliosa ciotola in melamina nera Dr. K originale una schiuma fantastica per cominciare la nostra rasatura. Quindi i giornali freschi, sono sceso stamattina all'edicola, che è un'edicola dentro un palazzo, che è una cosa rara, perché oggi delle edicole si sa che sono tutte in vendita e sono tutti chioschi. L'edicola qua in via Petrarca, a pochi passi dal palazzo dove vivo, è un'edicola ovviamente condotta da una signora che avrà 65 anni, 70 anni, perché di giovani che fanno la vita sacrificante degli edicolanti ne vedrete pochi. Quindi se non avete niente da fare, se vi interessa, comprate un'edicola, costano niente, anche nel centro di Roma. Io ricordo che 4 anni fa, quando già la stampa cartacea era collassata sotto i colpi del digitale, vendevano in zona Piazza San Silvestro, zona Palazzo Chigi, voi immaginate il numero di quotidiani che vende un'edicola nel cuore della Roma politica, veniva venduta a 150.000 euro. Dice, minchia, un'edicola, eh sì, ma essa lì, guardate voi dove è Piazza San Silvestro, l'avranno sicuramente venduta. Quindi innamoratevi della carta. Quindi questa signora, di cui vi parlavo, non è come tanti sventurati, ho le mani piene di schiuma, perché il ciuffo maneggiato per montare mi ha... E quindi non la sciupo questa schiuma, perché il profumo del lime, no? E la sua consistenza da barberia irlandese non si può buttare via, quindi sembra quasi già preparata la rasatura, in realtà mi manca tutta la spennellata, ma ovviamente non buttando via niente, come il cream, visto che anche il maiale è protagonista, spelato dentro il manico in resina del mio Semog. Oggi diamo onore al maiale. Il maiale ha tutto un suo perché. Benissimo. Allora possiamo procedere all'incrematura. Quindi la signora mi ha venduto 2 quotidiani che vi ho fatto vedere, quindi non immaginate, intanto bagno, perché per preparare, non bagno no, perché ho già fatto un substrato, quindi non bagno niente, chiedo venia e vado direttamente ai montaggi in viso. Oh, che meraviglia! Oggi niente luce artificiale, intanto ringrazio Stefano di Unimog Italy, meraviglioso canale YouTube per appassionati dell'Unimog, voi sapete, Mercedes, grandi mezzi per scalare le montagne, andare a installare i tralicci in altura, per fare 1000 altri lavori, dove vengono recensiti anche fantastici ristoranti pluristellati, perché Stefano è un grandissimo esperto, è un grande videomaker, infatti mi ha consigliato di prendere un illuminatore, no? Con uno stativo che con una piccola cifra di neanche 60 euro potrebbe risolvere il mio problema di questi chiaroscuri, di queste mattine che sono crepuscolari nonostante siano le 10:30 del mattino, 10, no neanche, 10:20, con un cielo azzurro, bello, ma nel bagno, ecco, ed è già tanto che il mio cesso abbia la finestra, perché le case di questa dimensione, come quelle in cui vivo ancora non so per quanto, normalmente non hanno neanche la finestra, hanno quelle ventole con tutte le ragnatele sopra il cesso per aspirare i miasmi che vengono purtroppo generati dalle sedute sul trono di ceramica, mentre questa è una finestra che però tengo chiusa perché fa freddo. Molto bene la copertura non pannosa, io continuo a insistere che mi diverto come un pazzo a pescare dalla ciotolina in melamina di questo sapone dei tempi di Giorgio III, voi immaginate questi re nell'Europa del Settecento che si davano un sacco di mazzate, andavano in guerra a conquistare, poi si facevano la barba, magari scesi dalla carrozza, dalla vettura come la chiamavano, si facevano sbarbare da qualche, non so con quali lame, ma da qualche tonsore, magari in qualche pianura, nella Francia, dove andavano in giro a rompere le tasche a tutti pur di conquistare meravigliose terre. Ma andiamo avanti. Poveri edicolanti, immagino non voglio insistere, ma insomma, voglio spezzare più di una lancia, scusate, in favore degli edicolanti. Ricordate, nelle edicole coperti di quotidiani, solo gli occhi dietro con i guanti senza le dita dell'edicolante infreddolito, perché l'edicolante apre presto l'edicola, attenzione. E poi vi dirò, se volete comprare un'edicola, ricordate, come tanti sapranno, che il reso
Cioè, il non venduto si rende, non è che tutti questi giornali che non compra più nessuno, poi li deve pagare l'edicolante, e non so, e farci l'uso per accendere il camino, no, li rende all'editore, inquinando il mondo con questi trasporti di ritorno, ma quantomeno non lasciando sulle croste quotidiani, settimanali, periodici di ogni genere, carte patinate, chi noi oggi, la vela, il velino, il gommone, il mirino, la pistola, Zoom, Track, Boom, Chic, Pack, un sacco di riviste che non compra più nessuno. Bene, io mi sono abbondantemente preparato. Oggi ci radiamo, passiamo al dunque, quindi facciamo chiaramente un regalo a chi mi segue principalmente per le mie ingenue rasature, no? Quindi oggi ci radiamo con un tedesco, eccolo qua. Dalla arabescatura del manico, beh, sono sempre un po' gli stessi, eccolo qua, questo è un Mule R89, acciaio, tedesco, Tubinga, boh, dove lo faranno? Qualcuno sa dove vengono fabbricati i Mule, se non vengono fatti in Asia, qualcuno me lo dica, così almeno non voglio dire fregnacce. E quindi usiamo una lama per bambini e bambine, io la chiamo così, anche perché non è una lama molto invasiva la rapira, è un pacchetto da 10 lame, rapira fa edizioni un pochino più invasive, un pochino più soddisfacenti, tuttavia noi andiamo a sfoderare la bustina, che come sempre vi presento in tutta la sua meraviglia, serigrafica, anzi di stampa su carta, bustina, tipo avvento di Natale, il calendario dell'avvento, no? 30 giorni prima, 20 giorni prima voi aprite la finestra, esce un orologio a cucù, qua invece aprite la busta e esce una lama per farvi la barba, quindi è chiaramente una busta per tutte le stagioni, perché non è che noi la barba ce la facciamo solo a Natale, quando apriamo il calendario dell'avvento, quindi cominciamo a montare, se no si asciuga, i 3 pioli, di cui quello centrale più lungo, filettato per serrare il manico, centrano la lama. Questo è il coprilama, eccolo qua, con un pettine easy, devo dire, ve lo farò vedere una volta montato, e poi a chiudere con vite destrorsa, ovviamente, perché non siamo in Australia. Ecco qua. L'esposizione, la vedete, è non modesta, ma perfetta per una barba semplice. Andiamo avanti, cominciamo a radere. Bene, poche grigliate anche per voi, Io grigliate non le faccio, non so che... Qua c'è chi scalpita di accendere l'auto ibrida comprata con le offerte di questi tempi, qui quasi regalano le autovetture, quindi chi si è comprato la Mokka verde, per dire, vista in televisione giusto ieri, e l'ha ritirata sabato, oggi la tiene in garage a fare il pieno con la colonnina dell'Enel, perché tanto non può andare da nessuna parte. Io pedalo per rimanere quantomeno in una forma decente e intanto mi rado. E beh, qua abbiamo quasi chiuso il primo passaggio. Il momento è fosco, qua esistono addirittura, io non parlo di pandemia, oggi mi sto mangiando un pelo del Semog. Non voglio ripetere troppo i passaggi per non andare contro i dettami che vogliono che il passaggio sia uno, non trino, uno è trino come divinità, ma uno e basta, perché sennò si insiste. Però con questi rasoi, adatti per neofiti, adatti a chi come me, mentre si rade o vuol chiacchierare, si può tranquillamente passare più volte, insistendo con moderazione, ed avendo un primo passaggio che si conclude degnamente, andando a bagnare subito per passare alla seconda stesa, e quindi avanti così. Intanto riprendiamo, il pennello si è un po' asciugato, vedete, si è un po' spento, no? Non avete la ridondanza schiumosa, ma noi facciamo un giro di presa dal fondo ancora dal saponcino, poi con il passaggio in viso il pennello prende l'acqua che ho appena sperso sulle mie ingenue e non virginali gote, e quando si riprende il passaggio l'acqua dal pennello passa alla schiuma. Io ho l'ingenua speranza che possa quantomeno ritornare in una situazione. Io però bagnerò un po', perché l'acqua che avevo in viso è poca, quindi immergo la punta nel Fabergé e vado senza esagerare, perché se no poi diventa troppo liquida la schiuma. A me la schiuma liquida non piace, mi dà una sensazione
Qua in effetti è un po' come una biacca, qua non stiamo dando una schiuma, ma una crema, una copertura. Molto, io mi avvicino, non mi avvicino mai per dignità all'obiettivo, ma vi faccio vedere se l'autofocus di questa mia ultradecennale Canon, che spero e voglio e vorrei, appena ho 2 soldi, cambiare, grazie anche al suggerimento sempre di Stefano che mi ha suggerito una Sony per vlogger, perché io sono un vlogger, un video blogger, adatta per YouTube, una Sony ZV-1, scusa Stefano se sbaglio ma vado a memoria, ottima per questi usi, costa non poco ma magari ne vale la spesa. Al momento peraltro mi difendo così. Bene, sembro Pierrot, no? Mancano solo gli occhi neri e la lacrima, ma insomma questa è la, come si può dire, senza fronzoli, una preparazione al secondo passaggio col saponcino irlandese. Ma adesso andiamo avanti, perché visto che sono freschi, poi il tempo qua passa, abbiamo il foglio diretto dall'elefantino, come lui si autodefinisce, Giuliano Ferrara, che è passato dal cappottone dell'assalto di Villa Giulia, la facoltà d'architettura, quella foto famosa che corre giù nei prati col bastone, è passato alla crisi mistica, come Mario Adinolfi, del partito della famiglia. E hanno in comune Adinolfi e Ferrara il tonnellaggio non trascurabile, ma in ogni caso scrive sempre bene Giuliano Ferrara. Sul foglio ho isolato chiaramente la copertina, l'articolo del direttore: il silenzio di Draghi inizia ora. Cosa ci dice? Il silenzio di Mario Draghi non sarà interrotto da domande e risposte nel corso di una conferenza stampa. La cerimonia della comunicazione politica professionale invece lo confermerà. Il silenzio di Draghi comincia ora che ha parlato. Prosegue l'articolo. Questo ci riporta, e qua suggerisce un testo Giuliano Ferrara, per chi è appassionato, un testo un po' esoterico, a un sapido capitolo di un saggio di Marc Fumaroli dedicato all'oracolo manuale di Balthazar Gracian. Il celebre testo del 600, siglo d'oro, che non è il PIB d'oro, vabbè, in cui si consiglia all'uomo privato e pubblico a districarsi in ciò che è o potrebbe essere o non essere. Fumaroli, il cui saggio è in edizioni Adelphi per chi vorrebbe acquistarlo, direbbe che Draghi finora si è riservato la parte di silenzio e di segreto che tiene gli altri in sospeso e serba degli affetti di appetito, di curiosità e di sorpresa. Riprende a pagina 4, che per il foglio è l'ultima pagina, perché la numerazione del foglio è stravagante, come il pensiero dello stesso direttore Ferrara, e si va avanti. Perché l'essere vale in sé, l'apparire solo per la valutazione che ne fanno gli altri. L'essere vale molto e appare poco, immobile, silenzioso, invisibile. L'apparire non vale niente, ma conta molto fra gli uomini. Nel pieno della grande crisi, whatever it takes, quindi Mario Draghi, a qualunque costo ricorderete, l'euro fu salvato perché Draghi, secondo il mandato degli stati in difesa dai mercati, aveva l'autorità e il potere di battere moneta, che poi è l'essenza di ogni potere da sempre. L'uomo svolse puntualmente la sua parte, ma quale sia ora la parte del capo di un governo parlamentare in Italia, questo è un altro affare. Il foglio si dispiega in diversi articoli, io vado a prendere un segnalino che mi è sembrato in pagina 3 interna, chiamatela come volete, Bianco di Sardegna, e qua abbiamo, l'unico che non viene citato è Briatore, ma qua insomma dal bianco senza passare dall'arancione, dal giallo sono finiti in arancione, come il Monopoli, senza passare dal via. Qua è a scrivere Michele Masneri, che ci dice: già finito il sogno dell'isola Covid free. Vi rubo qualche minuto. È durato solo 3 settimane il sogno dell'isola della libertà. Da lunedì, infatti, la regione che si sognava speciale diventerà arancione come tante. Arrivare era impressionante in Sardegna. Da Fiumicino blindato, rosso-rossissimo, l'aeroporto della capitale vuoto. Partire per Cagliari pareva di andare a Tel Aviv, anche per l'emozione, dopo mesi senza prendere un aereo, è qua il cronista che racconta. Volo all'Italia e non El Al, la compagnia israeliana. 40 minuti e non 3 ore, però controlli bestiali, tampone, prima autocertificazione, poi seconda e poi soprattutto iscrizione al portale Sardegna Sicura.
Insomma, il sogno del governatore Solinas sembrava una splendida realtà. Fin dal primo lockdown agognava l'isola isolata, l'isola Covid-free. Voleva il passaporto sanitario che in realtà era un tampone. Lo imbruttirono, lo presero in giro e Beppe Sala disse, ce lo ricordiamo, ce ne ricorderemo. E ai milanesi disse, andate in Liguria, e i milanesi non gli ubbidirono. La Sardegna venne invasa da continentali ansiosi di balneazione senza tampone. La Sardegna si trasformò in focolaio. A quel punto il continente non volle più i sardi. Andiamo a fare un po' di storia. Qua si parla poi alcune di somiglianze tra la Sardegna e la California, scritto Cagliarifornia. Le somiglianze con San Francisco sono pazzesche. Qui. Vento che ti taglia la faccia, escursione termica micidiale che consiglia abbigliamento a cipolla, strade inerpicate tra splendidi parchi urbani anche forestosi. Sulla spiaggia monopattini e biciclette elettriche e auto play car, la Car2Go sarda, tante app a chilometro zero. Cagliari città-stato, non Cagliarifornia ma Tel Aviv, ecco, stessi bonazzi che corrono, stessa tecnologia ovunque. Appena mi convinco che è Israele, ecco però la villa di Renato Soru, fondatore di Tiscali, ve lo ricordate? Primo imprenditore internetiano d'Italia che sembra Malibu, squadrata su un promontorio. Giriamo per il centro della città e in giro tutti hanno la mascherina, non c'è quel tana libera che tutti si pensava. Che se lo presentissero che era destinata a finire? Si domanda il giornalista Michele Masneri. Il fatto è che la Sardegna è un posto a parte, qui è tutto a sé stante, qui tutto arriva con 3 anni di ritardo, dice l'architetto Gatti intervistato. Dunque anche la crisi arriverà forse tra 3 anni, o forse non arriverà proprio, e questo ce lo augurano, ce lo auguriamo per tutti loro. Le seconde case del resto sono l'ultimo miglio della geopolitica di Ben Gurion Solinas. Ben Gurion, presidente israeliano, fondatore dello Stato. Fondatore dello Stato bianco di Sardegna, qua si parla di Solinas ovviamente, giovedì ha firmato l'ordinanza, nemmeno i loro proprietari potranno entrare. 24 ore dopo la profezia di Sala ed ecco la zona arancio, gli ha portato sfiga Beppe Sala. Sarroch, 5.000 abitanti, località sarda, 50 casi, immediatamente sigillata. Nel frattempo, nelle 3 settimane di zona bianca, Cagliari stava da Dio. Un sacco di sport. A Cagliari, attenzione, body shaming, non esistono grassi, sono tutti super fit. E andiamo alla parte relativa allo sport, quindi dedicata all'ultima parte dell'articolo. Infatti si dice, secondo l'Unione Sarda, il quotidiano più diffuso sull'isola, con la pandemia i consumi dei cagliaritani sono cambiati, meno 90%, scarpe e abiti eleganti, più 1000% del padel. Il famigerato nuovo sport, un po' tennis e un po' squash, che ormai ha stregato l'Italia. Tutti a Cagliari, all'ombra del Monte Urpino, tutti a Cagliari vogliono fare padel. Le richieste sono esplose da quando c'è la zona bianca, ma adesso in arancione. Che fare? Andrà applicata la normativa del tennis? Esiste un DPCM sullo squash? Contattare l'ambasciata argentina? E qua mi rifaccio a Fulvio, che saluto, eccolo qui, perché lui, essendo, oltre che un bravo maestro di tennis e gran commì, ispiratore di Piro 89, società marchigiana specializzata in feste ed eventi, che quando ripartiranno chiamatemi che vi do il suo numero per festeggiare di nuovo questo ritorno alla vita, Fulvio ci indicherà se esiste un DPCM sul padre, ma tanto andiamo avanti, perché qua io vedo già un po' di asciugatura, quindi vado a bagnare le punte e devo riprendere perché qua se no ci ha preso un po' di tempo. Io sono dimenticato anche nel foglio un'altra lettura che vado a leggervi rapidamente, ma intanto devo, ahimè, constatare che il pennello si è completamente asciugato. Allora, fatica a prendere dal fondo il sapone, quindi scusatemi, ho fatto una manovra ardita, mi sono dilungato come sempre. Allora facciamo così, io finisco la seconda passata e poi mi dedicherò a completare la selezione del foglio di Giulianone Ferrara e poi io non l'ho più visto in televisione, tra parentesi,
So che ai bei tempi aveva comprato alla moglie un appartamento alle Torri Bianche di Vimercate. Chi è milanese sa di cosa parlo. Quell'enclave costruita vicino alle tangenziali che vanno verso Lecco, la statale 36 del lago di Como e dello Spluga, vicinissima a Milano, con la piazzetta, con i bar, i ristoranti, gli ombrelloni, le società nelle 2 torri all'ultimo piano, multinazionali, potenti panorami sugli svincoli autostradali di Arcore, a 2 passi da casa, dalla residenza di Silvio Berlusconi. Ma a parte questa urbanistica lombarda degli anni, siamo agli anni 90, quindi già un bel po', mi rado, ho perso il rasoio. Eccolo qua, riprendiamo il Müller 89 ripulito parzialmente, andiamo in contropelo. Bene. Il Piemonte è rosso rinforzato. Non so se con la bufala o con la mozzarella vaccina. Quando si parla di rinforzata vengono sempre in mente le pizze al padellino. Sarà perché l'ora giro, padel, squash, lino. Si potrebbero inventare dei circoli con pizzeria annessa. Così pizza al padellino potrebbe muovere un po' l'economia di questi locali massacrati dall'assenza di ristori. Adesso hanno cambiato nome, non si chiamano più ristori. Si sono vergognati. Forse pensavano che i ristori andassero solo quelli che facevano ristorazione, perché sai, italiano è fantasioso, Bene, dura e un po' incastrata la pulizia del mio mento. Mi si è asciugato il viso, quindi interromperò maldestramente il secondo passaggio per bagnare, anzi no, finisco prima la lettura del foglio, perché nell'interno, trovate, non mi bagno così non mi asciugo, perché qua il vento è veramente, anche con le finestre chiuse e sigillate. Ieri, vi dico questa, sono venute 2 persone, una coppia neanche trentenne, a visionare questo appartamento che è venduto a poco meno di 150.000 euro, anzi 140.000 euro, che per 50 metri quadri secondo me sono una follia, e credo che alla fine io non c'ero perché sono uscito per decoro, ho lasciato l'agente immobiliare visitare la casa, e lamentavano che in questa casa mancava un ripostiglio. Il problema era il ripostiglio, non la casa in sé, no? E l'agente immobiliare aveva anche magnificato la cosa dicendo, ma insomma è una casa sigillata, insomma, tutto il resto, quindi è una casa dove non entra un filo d'aria, quindi è una casa moderna, ben fatta, ma alla fine andiamo avanti. Ecco qua, Enrico Letta, eccolo qua, guardalo qua, i grandi offesi, eccolo qua, Pisano alla mia età, questo è nato nel 66 come me, tornato a guida del PD, l'hanno trovato, io ho sorvolato sull'assemblea del 13 marzo, che era domenica scorsa, non ne ho parlato, e vado avanti perché Francesco Cundari, per il Fatto, ci parla del grande offeso che è tornato. Anche Enrico Letta, proprio come il suo modello, il grande offeso per definizione Romano Prodi, appena uscito da Palazzo Chigi, aveva preso la via dell'esilio, aveva deciso di non rifare nemmeno la tessera, aveva dichiarato di non volersi più occupare di politica. E adesso, eccolo lì. Letta in effetti la via dell'esilio l'ha presa sul serio, in senso quasi letterale, essendosene andato a lavorare in Francia, perché la sua corrente l'ha sciolta davvero. Letta, insomma, di politica aveva davvero smesso di occuparsi. E forse è anche per questo che oggi gode di buona stampa ed è rimasto simpatico a tutti, o quasi. L'altro motivo probabilmente è che è antipatico a Renzi, che ormai gode di buona stampa solo a est del Giordano. Riprende il giornalista. Il PD, per fare un resoconto sulla situazione del Partito Democratico, ha scritto infatti martedì scorso Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, si era attestato sul proporzionale, ed ecco che Letta, memore dei consigli di Romano Prodi, agisci subito, non ti fare intrappolare, ha detto Romano, ha detto che a lui quel sistema non piaceva. E pazienza se l'intero partito aveva passato mesi a spiegare all'opinione pubblica che dopo il taglio dei parlamentari, senza il proporzionale, era addirittura a rischio la democrazia. L'articolo è lungo, ce ne sono altri, se volete acquistarli, e poi vi do una piccola anteprima
Poca roba, e poi mi faccio la barba, i furbetti del vaccino. Qua vedete anche la vicepresidente della regione toscana che si chiama Stefania Saccardi, esattamente. Abbiamo De Luca, la Binetti, tutto un bel mondo che ha tagliato le file. Ma prima diamo uno sguardo al fatto, dai, che poi ci radiamo. Marco Travaglio, eccolo qua. Mi manda figliuolo, in prima pagina, lo vedete qua, ripreso, quindi un attacco al governo, al non fare, alle cose lasciate in sospeso, ma la stessa foto di figliuolo è presente qua, sembra, no? Allora, figliuolo, assembramenti di chi passa e non vaccini, poi lo vedete con un punto vita un po' abbondante, qua il frutto, vedete anche un po' vitete, il generale appesantito perché le mense si mangiava già discretamente bene ai tempi della mia naia nelle mense sottufficiali, figuriamoci le mense ufficiali, quindi questa forza di fare fusilli, panne, prosciutto e peselle si è un po' appesantito il generale, quindi insomma non sta facendo granché bene, l'attacco è fortissimo e c'è una pagina che Travaglio dedica al governo e alle sue incapacità, e qua abbiamo un paginone centrale come quello di Playboy, ma meno interessante per noi ragazzi, chiamiamoci ragazzi, flop, gaffe, rinvii, i peggiori del governo, ci sono le pagelle date ai membri del governo, e invece prima di andare a leggere quello che ho estratto, che riguarda una storia dell'81, quindi roba vecchia, più avanti nel Fatto Quotidiano, vediamo solo se, sì, avevo segnalato classifica delle dosi, qua sempre figliuolo, nella pagina dopo, le regioni lumaca sono tutte di destra, questo è l'attacco chiaramente del Fatto, e qua il generale, molte ASL implorano, cioè il generale è fotografato, ma dice il Fatto, venite solo se convocati, a Cremona per errore tecnico chiamati 80 su 600, questi sono i casini che riusciamo a combinare in questo sventurato paese, ma quello che voglio farvi vedere è una pubblicità, perché il Fatto Quotidiano pubblicizza un libro di Pietro Ratto, Pietro Ratto, non è un topo, è uno scrittore, Lobbing. Ecco, io qua trovo questo libro, eccolo qua, per Biblioteca, scritto con l'H, editore, il nuovo saggio di Pietro Ratto su un fenomeno inquietante, sconosciuto, pericoloso e profondamente antidemocratico. Io ho riconosciuto le facce della Ursula von der Leyen, penso sia lei, di Marione Draghi, e quel quiz è: chi è il terzo uomo? Io questo non l'ho riconosciuto, ve lo faccio vedere, magari a voi viene in mente, non mi viene in mente nessuno, Interessante, un libro che se avete voglia di, dopo il secondo caffè del pomeriggio della domenica, immergervi in letture attuali, andate a leggere. Pietro Ratto, tra parentesi, io vado rapidamente, pochi anni fa ha scritto un libro, L'onda anomala, scritto con l'H, come la motocicletta giapponese. È un libro per gli appassionati del caso Moro, che racconta della famosa onda che in via Fani arrivò sul posto, sparò con un mitra nel parabrezza di un ingegnere che si trovava lì, che stava andando al lavoro, sulla cui moto, sul sellino posteriore, sedeva un uomo, poi morto di cancro, anzi che poco prima di morire di cancro aveva indicato a un funzionario della questura di Torino il modo di raggiungere l'autista della moto, perché lui stava morendo, ma lui in provincia di Cuneo, l'autista, viveva in una zona. Io ho gli atti scaricati dalla commissione parlamentare Moro 2, presieduta dal professor Bianconi, sì, possibile, scusate, vado a memoria, con gli atti di quel caso, l'onda anomala. Quindi Pietro Ratto, uno scrittore d'inchiesta, non perdetelo, anche l'onda anomala, non solo questo lobbying. E andiamo, ecco, quel giorno che salvai gli elenchi della P2 dall'oblio. Qua ritorniamo ai tempi di Castiglion Fibocchi, al gran maestro venerabile, grande amico di Michele Sindona, Licio Gelli, eccolo qua sulla sua poltrona, come Lele Mora, con gli stucchi dorati, guardate i saloni, se tutti guardate Gelli, poi sull'angolo vedete quel resto della casa, quelle case che voi vedete in vendita oggi su Idealista a 4 milioni di euro, ma di chi erano? Ecco, erano di gente come questo. Molto bene, qua a parlare il finanziere Francesco Carluccio. Ve lo leggo così poi vado a fare il terzo passaggio. Non ha mai raccontato niente, oggi ha 84 anni, questo maresciallo della Guardia di Finanza. L'indomani, il 17 marzo 81, parla Carluccio del giorno prima dell'assalto alla Villa Wanda, dove erano custoditi gli elenchi della Propaganda 2, detta anche P2,
L'indomani del 17 marzo 1981 avrebbe dovuto dirigere una perquisizione a Castiglion Fibocchi negli uffici di Licio Gelli. Un nome che continuava a saltare fuori dall'inchiesta milanese per la bancarotta di Michele Sindona. Oggi Carluccio, vado a bomba, dopo tanto tempo ha deciso di ricordare per la prima volta il fatto quella storica giornata e rilascia un'intervista a Stefania Limiti, che firma l'articolo a pagina 19. Fieramente salentino, il sottotitolo. Nato a Otranto, Carluccio capì da un consiglio che gli venne dato che il telefono degli uffici da perquisire era tutto un via vai. Il fatto è che non c'erano mica i telefonini. Fui costretto, dice Carluccio, ad alzare la cornetta durante la perquisizione perché c'era una cassaforte senza chiavi. Che fare? Mettiamoci di panni in una situazione del genere, no? Un'irruzione. Mi dissero di sigillarla e così avrei fatto se non mi fossi accorto che la signora Carla Venturi, la segretaria del commendatore Gelli, borsetta in mano, trafficava con un signore proprio sotto i nostri occhi, sotto gli ufficiali della Guardia di Finanza. Le avevo chiesto la chiave di quella benedetta cassaforte, ma lei aveva detto per 2 volte di non averla. Forse non avrei insistito se non avessi visto quella scena. Mi avvicinai e la chiave passò dalla sua mano alla mia invece che in quella del suo collega. Mentre parla Carluccio ripensa a quel momento con ansia e dice: si rende conto? Se avessi sigillato tutto avrebbero fatto sparire gli elenchi della P2. Quindi questo, tanto radiamoci, non dilunghiamoci. Fossero spariti gli elenchi della P2. Scusate, ma ho avuto un trauma. Rimetto la telecamera su, spero di essere ancora... Ecco, questo è un dramma in diretta, un trauma in diretta, non avete mai assistito, ma adesso sì. Quindi riparto, spero che non ci siano delle goccioline d'acqua che stanno probabilmente bagnando l'obiettivo, quindi andiamo, scusate, un momento di servizio, spero che duri almeno fino alla fine e che sia, ecco, vado avanti, bagno, sono riuscito miracolosamente a riventosare la mia Canon. Bene, queste ventose sono delle ventose del piffero. Pensa che io ho comprato questa ventosa che è previsto possa essere attaccata all'esterno fuori da un finestrino dell'auto per firmare collection cam. Allegria. Intanto bagniamo, che se la perde ai 160 all'ora in autostrada, saluti. Quindi non sta neanche fermi in un bagno senza un filo di aria, cioè, immaginate, forse va inumidita, andrà pulita, andrà sgrassata, io non lo so. Comunque mi ha tradito ed è la seconda volta in 2 riprese, anche l'altra domenica è successo questo, ma diamo anche un pochino di romanzo alle nostre esperienze. Qua andiamo a chiudere con il terzo passaggio. Non è molto umida la schiuma, assolutamente. Comprerò 2 tasselli chimici, farò 2 buchi nello specchio e fisserò la mia telecamera perché continua a cascare. È anche vero con l'alimentatore attaccato che pesa, però la ventosa ha questo diametro, la ventosa, non è una robina così, Voi non la vedete perché chiaramente è fissata allo specchio, ma comunque è il bello della diretta. Benissimo, terzo strato e andiamo a stringere. Intanto mi faccio l'obliquo. Riprendiamo il nostro meraviglioso Miule. Diamoci un contegno. Bene. Terzo passaggio così, in maniera tac, giro, torno, come la targa di James Bond dell'Aston Martin DB4 GT volante che girava la targa. Io giro la lama più modestamente, non sono in servizio di Sua Maestà, ma vabbè. Bene, ok, andiamo a sciacquare e con il terzo rapido obliquo noi siamo in condizione di pensare a un after. Oggi novità no, perché qua da 2 anni almeno lo uso molto poco, ma lo proviamo. Una nota molto floreale.
Benissimo, andiamo a sciacquare e poi procediamo. Andiamo a sciacquare con acqua fredda. Dovremmo inventare delle custodie rugged anche per le videocamere che cascano, il lavandino, cioè, quasi 1 metro d'altezza, è cascata di testa. Meno male che sono telecamere fatte così, vabbè. La vita è bella perché varia, ve la ricordate? I gatti di Vicolo Miracoli, l'abbiamo già detta, di piedi a terra e di castelli in aria. Mentre non lasciamo troppo asciugare, vado avanti con un panorama rapido che mi ha deluso profondamente. Maurizio Belpietro dice poca roba, però parto con un viso sorridente, ecco, l'ovvietà, così il lavoro sarà agile, ma io vi faccio vedere questa specie di Simona Ventura, questa avvenente capo, si chiama Maurizia Cecchet, capo delle risorse umane Business Unit di Generali Asset and Wealth Management. Guardate lo sguardo fiero sicuro, io punto sulle nostre intelligenze, un articolo da non leggere perché non dice assolutamente niente, però vale la pena di vedere come si fanno le carriere, ma vado partendo di nuovo dal concetto che oggi di cui stiamo abusando, della pandemia, Covid free. Questa è l'isola di Dubai, guardate, dove il sole è Covid free, fantastico. Dunque li chiamano soggiorni salute, in realtà si tratta di pacchetti più o meno extra lusso che consentono di vaccinarsi in anticipo saltando la fila per godere allo stesso tempo di una vacanza esclusiva, quel che si dice unire l'utile al dilettevole. Se avete soldi e tempo, voi infatti potete avventurarvi perché hanno inventato un piano all inclusive che insieme al 5 stelle lusso, al cocktail, scusate ho il telefono, un attimo solo, pronto? Tutto bene? Perfetto. Bene dai, ok, ci sentiamo dopo allora, fammi sapere. Sì, stavo registrando, ma inseriamo anche il saluto, va benissimo, figurati, dai. Ciao, a dopo, ciao. Ecco, qua era mia moglie che ha raggiunto Milano che mi ha chiesto, non è che ti stavi facendo la barba? Sì, vabbè, meno male. Quindi soggiorno 5 stelle lusso a bordo piscina e allo shopping e ci mettono anche la punturina di Pfizer. Il movimento, qua sono dati purtroppo statistici, di turisti a livello globale è crollato del 74% rispetto al 2019, mentre in Europa ci sono stati 500 milioni di arrivi in meno. L'Italia ha perso 53 miliardi. Poi ci sono anche altre soluzioni, se non volete andare a Dubai potete andare verso nord dall'Orso Bianco e ci sono quindi soluzioni vodka e Sputnik. È la formula pubblicizzata da alcune agenzie di viaggio nella Repubblica Ceca, che al costo di poco più di 1.000 euro offrono un soggiorno di 3 settimane a Mosca e il trattamento vaccinale in una clinica. Come ciò sia possibile non è molto chiaro, dal momento che il Ministero della Salute della Federazione Russa ha smentito la possibilità di immunizzarsi a pagamento in strutture private. Una strategia analoga è portata avanti anche alle Seychelles, le 115 isole dell'Oceano Indiano. Le autorità contano di raggiungere l'immunità di gregge per fine mese, ma dal 25 marzo i turisti potranno entrare anche senza essersi vaccinati, purché con test Covid negativo prima della partenza. E in Italia cosa succede? Francesco Forgione, sindaco di Favignana, una delle meravigliose isole Tremiti, ci dice: ho chiesto alla Regione Sicilia di dare priorità nella vaccinazione ai 2300 abitanti dell'isola. Stanno arrivando le prenotazioni per il 25 aprile e il 2 giugno. Dobbiamo sbrigarci, commenta Forgione. Quindi avanti tutta, preparate le valigie, perché qua quello che è importante è andare a fare le vacanze, tutto il resto niente di che. Chiudiamo con un articolo che è l'unico interessante, a parte Vittorione Sgarbi su cui non mi soffermo, peraltro anche lui scrive un articolo molto interessante, ma qui è Lorenzo del Boca, lo storico novarese Jarabub. Così hanno resistito gli italiani. È una storia drammatica, no? Riguarda la campagna in Africa, no? Degli anni 30 e qua purtroppo nel 42 è successo un macello, perché durante la seconda guerra mondiale, nel 41 scusate, l'oasi nel deserto libico era l'avamposto del nostro esercito che affrontò le truppe inglesi e, come se non bastasse, anche australiane, meglio armate e organizzate.
1300 uomini guidati dal maggiore Salvatore Castagna difesero quel lembo perduto di sabbie e morirono valorosamente di fame e di sete. Un disastro, l'oasi di Jarabub. Questa frase comincia, perché ve la leggo: colonnello non voglio pane, dammi il piombo del mio moschetto. Questi erano gli eroi patrioti italiani che chiedevano non pane ma piombo. Oggi chiedono margherite, calzoni, pizze ripiene col cornicione pieno di ricotta e di fare la naia. Se ne guardano bene, tanto meno di rispettare le leggi. Lasciamo perdere. E però il maggior Salvatore Castagna, nato nel 1897, morto nel 1977, va guardato in tutta la sua fierezza. Eccolo qua, questo è il generale Castagna che valorosamente dovette anche subire degli ammutinamenti del suo esercito. Guardate, rispetto allo sguardo e al giro vita del generale Figliuolo, e trovate le differenze di com'era un generale anche lui. E andiamo avanti. La Gran Bretagna l'8 dicembre del 40, era il 40 non il 41, scusate, lanciò una puntata offensiva che venne battezzata Operazione Compass, che non è la finanziaria del gruppo Mediobanca, vabbè. Gli inglesi si muovevano sui carri Matilda, che erano dei bestioni di 27 tonnellate. Gli italiani avevano a disposizione le armi della guerra precedente, del 15-18. Di camion per trasportare le truppe non ce n'erano. La ritirata fra le dune del deserto avvenne a piedi, con scarponi che si scioglievano per il caldo della sabbia, come le scarpe della ritirata dei russi, vi ricordate? Abbigliamento inadeguato e vivere insufficiente. Il grosso problema degli eserciti italiani erano le scarpe. Quindi anche se è arrivato Della Valle dopo, no? Santoni, questi grandi artigiani, marchigiani delle scarpe, prima, fino alla guerra mondiale, non avevamo neanche le scarpe. Jarabub era l'avamposto più meridionale dei territori occupati dagli italiani, 320 km a sud di Bardia e 32 dal confine egiziano. Alle prime avvisaglie cominciarono a disertare, al punto che il comandante Castagna, l'avete visto, facciamo il profilo del comandante Castagna, non so quanti anni aveva, ma avrà avuto 97, parlate nel 1940, per evitare contraccolpi psicologici e al fine di farsi consegnare le armi, li mandò in regolare congedo. E qua vediamo il problema anche delle truppe muratiane a Napoli, perché poi c'è anche sta roba qui, poi ve ne parlo dopo, sta finendo, Gioacchino Murat, eccolo qua, Corbaccio, edizione anni 30, lo sto finendo e siamo verso la fine. Non mi voglio perdere, vado avanti. E telegrafò dolorosamente Castagna al suo comando che dopo tanti sacrifici ci si debba arrendere per fame. È veramente una pena. Il 27 febbraio del 41 un aereo riuscì a lanciare qualche cassa con una certa quantità di gallette e carne in scatola. Quindi riflettete su quello che è accaduto nelle colonie italiane, perché c'erano le colonie italiane. Io non andrei oltre perché altro non c'è, vado avanti e vi faccio un after. L'after insolito è niente po' di meno che il Don Ciniello, eccolo qui, che qua è un po' invecchiato in questo bel dipinto contemporaneo. Propone Arzachena. Arzachena è un prodotto molto oleoso, qua ne potete leggere, volendo in ferma immagine, le componenti. E come vedete è separato, vedete che è arancione come un Lagavulin e ambrato come una vodka di pessima qualità. Questo perché, essendo due parti pesanti, va agitato. E oggi andremo di Arzachena, perché se parliamo di Bianco di Sardegna, ex Bianco, noi dobbiamo scuotere. Qua ha un setup molto bello, Extrocosmesi lavora molto bene, non lo uso da tanto tempo, ma oggi sono floreale. L'emulsione che riporta i due componenti a miscelarci ci porta a darci una secchiata di mirto, di corbezzoli sardi, eccoli qua. E allora non abbiate paura. Ottimo, 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 ottimo per chi ama il floreale. Andiamo senza timore a darsi una enorme sciacquata. Si asciuga molto in fretta, quindi potete continuare a metterlo perché è come se non lo metteste mai. In realtà potete godere e darvi veramente, in questo caso, un aplomb isolano e poter andare a prendere un secondo caffè o anche un niente, a fumarvi un mezzo toscano extravecchio o un Mosi, ottimo sigaro fatto nel Veneto, e quindi
lasciare che le persone si chiedono, ma questo chi è? Ma è il figlio di Soru che è venuto qua a Cecina a mangiare o prendere un frullato? Ma io questo non lo so, ma perché ho tirato fuori Mazzucchelli in questa vecchia edizione, in questo libro antico, collana storica? Questo libro edito nel 1934, c'è anche una dedica dentro, trovato miracolosamente online sulle gesta del cognato di Napoleone Bonaparte, che qua vedete fuori, senza la sovracoperta, Gioacchino Murat. Io consiglio a chi volesse fare delle letture storiche, storiografiche, perché la storia del Regno di Napoli insomma non è che interessi molto, ma l'ho preso prima di finire, sono quasi arrivato alla tragedia, perché come vi dirò, insomma, è morto fucilato a Pizzo di Calabria. Ma mentre voi siete a casa con la tuta, con l'elastico molle, e girate perché non sapete cosa fare prima di mangiare, allora guardate, questa è un'immagine, l'uragano, guardate, questi sono le truppe muratiane contro i cosacchi durante la campagna di Russia che diresse grande capo di cavalleria Murat nel 1812. È una tela di Chartres, che non so chi fosse, ma vedete cosa non era la forza della cavalleria di quel tempo. Quindi fateci un ragionamento e andiamo avanti. Andiamo avanti, dobbiamo però, dopo i 100 anni che sarebbero state l'età dell'avvocato, ricordare il grande Nino. Perdonatemi questo occhiale originale trovato da un venditore di Roma, intatti dell'Uxottic anni 80, e intanto per cantare perché mi sento un friccico nel cuore, tanto per sognare perché nel petto me ce naschi un fiore di lilla che mi ricorda del mio primo amore, che sussurrava le canzoni mie, ma rintontoniva de bugie. Ciao Nino Manfredi, ti ricordo nel Giocattolo il più grande film che tu abbia girato. E per non perdere l'atmosfera di quegli anni, perché no, approfittando di un occhiale un po' strano, i diari segreti di Giulio, dove era il 21 di marzo del 1980. Giulio Andreotti, in una rapida nota, ci dice che era a Monte Cassino per il 15° centenario della nascita di San Benedetto. Gli ambasciatori sono accorsi in gran numero, annota nel suo diario, compreso quello nuovo dell'URSS, che ha sollecitato l'invito, con punto esclamativo. È singolare il conoscerlo qui. A messa sono vicino a Casaroli e all'Abate. Il Papa non è ancora completamente rimesso. Sui greco-cattolici comprensibile una certa allergia degli ortodossi, come noi verso i protestanti più vicini. Cari amici, grazie della avventurosa registrazione di oggi, un caro augurio da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!